Comunale 10 Sant'Antonio, ghiotta chance per la compagine acese di mister Alfio Torrisi di balzare in vetta alla classifica del girone C di promozione, sfruttando la debacle dell'Atletico Messina che nella giornata del sabato cadeva sul campo della Messana. Proprio l'Atletico Messina, l'ultima formazione affrontata dalla compagine acese, è terminata per 1-1 al Garde Sport quando apriva le danze Portovento e rispondeva per l'Aci Giuffrida 4-3-1-2. Questo l'abito scelto per il suo Aci Sant'Antonio da mister Torrisi, con Gulisano a difesa dei pali, di fronte a lui rispettivamente Cannella, Giacone, Laudani e Nicolosi, in mediana Orofino, Sant'Angelo e Alessandro De Carlo, l'altro De Carlo, Enrico ad assistere le due punte Borzì e Gulisano. Possiamo passare a raccontarvi il film di questa sfida che si apre al quarto di gioco con la prima offensiva di marca ospite, azione sviluppata in verticale con Romano che riesce a rubare il pallone, insinuarsi in area di rigore e lasciare andare il mancino che termina però solo sull'esterno della rete. Al decimo ancora Motta in avanti, corner dalla destra, Garrozzo prova a liberarsi della propria marcatura, imprimere forza al pallone che termina alto sulla trasversale della porta difesa da Gulisano. Al 16esimo, prima vera palla gol del match con Borzì che lascia andare il destro a giro che si infrange sulla base del legno alla sinistra di Signorino. Ci riprovano allora i locali in avanti, sempre con Borzì che prova a sfruttare il cross dalla destra di Sant'Angelo, cicca clamorosamente il pallone. Primo cambio allora per mister Torrisi che getta nella mischia Panassidi al posto di Enrico De Carlo. Alla mezz'ora però Romano si rende pericoloso in avanti con questo ottimo tentativo. Gulisano controlla che la sfera termini alta, si spegne così una scialba prima frazione di gioco, non benissimo l'Aci Sant'Antonio. Prova allora a correre ai pari mister Torrisi che getta nella mischia ad inizio ripresa rispettivamente Musumeci, Di Stefano e Marzà per Gulisano, Danilo, Alessandro De Carlo e Orofino. Al 48esimo, primo tentativo ancora del Motta con Gulisano che vola alla propria destra a negare la gioia di giornata a Luca. Minuto 50esimo, ottima azione personale di Panassidi, lascia a terra il portiere ospite Panassidi, manca però la stoccata finale. Minuto 53, ci riprova il Motta in avanti, tentativo dal limite dell'area di rigore che non impensierisce più di tanto Angelo Gulisano. All'ora di gioco però viene chiamato agli straordinari l'estremo difensore locale sul tentativo ravvicinato di Garrozzo, ci mette i guantoni Gulisano prima che la retroguardia acese riesca ad alleggerire. Al 64esimo ancora cambi, dentro Russo, fuori Giacone, ma è sempre e solo il Motta Sant'Anastasia ad offendere qui con Luca che subentra in area di rigore, cicca il pallone, cade a terra, indica la massima punizione, clamorosa svista arbitrale per il fischietto designato quest'oggi. Tra le proteste dell'Aci Sant'Antonio si presenta sul punto di battuta il numero 10 ospite Luca, tu per tu con Gulisano, balzo felino di Gulisano che nega la gioia del vantaggio a Luca. Si resta sullo 0-0, espulso anche Sant'Angelo tra i locali per fallo di reazione. All'81esimo però sarà cinico quanto basta l'Aci Sant'Antonio che ha saputo attendere il momento giusto, è quello di Panassidi che raccoglie questo pallone al limite dell'area, lascia andare il destro Panassidi e all'81esimo porta in vantaggio l'Aci Sant'Antonio. Non la migliore prestazione per i ragazzi di mister Torrisi, ma quanto basta per portare a casa i 3 punti. Scorreranno infatti anche i titoli di coda su questo incontro. Al minuto 85 Borzì sul punto di battuta di un calcio di punizione imperfetto, l'estremo difensore ospite. 2-0 per l'Aci Sant'Antonio, anche la firma di Borzì su questo incontro. Ora sì che l'Aci Sant'Antonio porta a casa i 3 punti e riesce ad agguantare, come già detto, la vetta della classifica. Festeggia sotto i propri tifosi, anche quest'oggi relegati fuori dall'impianto di gioco. Triplice fischio del direttore di gara e game over al Comunale. L'Aci Sant'Antonio si impone non senza patemi d'animo sul Motta Sant'Anastasia grazie alle reti di Panassidi e Borzì e agguanta la testa della classifica, quota 14 punti, scavalcando Atletico Messina. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come sempre alla prossima.